Daniele Cassioli, campione paralimpico, ha un legame fortissimo con lo sport. Lo sport è una parte fondamentale della sua vita, gli ha dato tanto e per questo vuole restituire quanto lo sport gli ha donato diventando ambasciatore di un progetto che avvicina i bambini e i ragazzi non vedenti alle varie discipline sportive. Questo è Spazio al Gesto, un progetto pensato proprio da Cassioli, 34 anni, cieco dalla nascita, fin da piccolo ha praticato karate, sci ed ora è uno dei campioni paralimpici di sci nautici migliori di tutti i tempi. Spazio al Gesto approda per la prima volta in Veneto a Padova e vuole raggiungere un gran numero di ragazzi dai 5 ai 17 anni non vedenti. Spazio al Gesto ha l'idea proprio di prendere i bambini da piccoli, fin da piccoli, e spingerli a muoversi. Il gioco, lo sport, l'attività ludica è un diritto per tutti, ma non sempre per tutti è accessibile in egual misura, e quindi noi veniamo qui anche grazie alla recettività di un territorio straordinario che da subito veramente ci ha accolto come se fossimo a casa, per cercare proprio di fare in modo che in qualunque zona d'Italia, in qualunque posto, anche per chi non vede, l'accesso alla pratica sportiva, al movimento sia più semplice rispetto a come purtroppo ancora in tante parti del nostro paese è. Sono già 11 i giovani padovani che hanno aderito al progetto e il primo appuntamento è previsto sabato 5 giugno al Pala Indoor di Viale Rocco, quindi i successivi incontri si terranno il 26 giugno allo stadio Colbalchini all'Arcella e poi il 10 e il 24 luglio.